nei cieli ucciso chi suono, alleluia, Cristo Signore Dio, alleluia, 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 alleluia. Morte di croce di pati, alleluia. Ora sul cielo di sali, alleluia. Alleluia, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre, principio della vera libertà e fonte di salvezza, ascolta la voce del tuo popolo e fa che i redenti dal sangue del tuo Figlio vivano sempre in comunione con te e godano la felicità senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo, giunto ad Antiochia di Pisidia, diceva nella sinagoga: Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata data la parola di questa salvezza. Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, i loro capi, non hanno riconosciuto Gesù e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei profeti che si leggono ogni sabato. Pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che egli fosse crocifisso e ucciso. Dopo aver adempiuto tutto quanto era scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme. E questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo secondo: Mio figlio tu sei, io oggi ti ho generato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna. Voglio annunciare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi e ti darò in eredità le genti, e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E ora siate saggi o sovrani, lasciatevi correggere o giudici della terra, servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Le parole pronunciate dall'Apostolo Paolo nella prima lettura, pronunciate da lui presso la sinagoga di Antiochia, rivelano una realtà presente nella Chiesa dei primi secoli, cioè la forza di conversione che traspariva chiaramente nella parola e nello stile di vita dei discepoli di Gesù. Ci viene spontaneo fare un confronto con quanto noi oggi viviamo, sia come Chiesa sia come cristiani. E così tutti dobbiamo ammettere quanto sia difficile e complicato in questo nostro tempo cercare di fare breccia nel cuore delle persone con la parola del Vangelo. Sembra effettivamente così diversa la capacità di suscitare entusiasmo per Gesù se a partire dall'oggi ci confrontiamo con la Chiesa di 2000 anni fa, più o meno, quella degli Atti degli Apostoli. Per questo confronto però siamo e stiamo anche attenti a non uscirne sconfitti, indeboliti, impoveriti nella speranza. Piuttosto questo confronto ci dovrebbe servire per capire quali sono i motivi di questa differenza anche abissale tra noi e i nostri antenati. Allora possiamo partire da qui, credo, trovare sia un motivo sia anche un atteggiamento per spiegare questa differenza. Partiamo dall'atteggiamento. A noi oggi non è dato di toccare con mano, cioè concretamente, il frutto del nostro impegno nella missione evangelica. È solo Dio infatti che vede, che scruta nel cuore degli uomini e così può scorgere l'opera della sua grazia, quell'opera che si avvale inevitabilmente della nostra collaborazione, dell'aiuto che tutti noi possiamo dare a Lui attraverso le nostre mani, i nostri piedi, la nostra bocca. Così l'apparente fallimento del nostro operare non deve allora fermare il nostro entusiasmo, piuttosto deve collocarlo in una dimensione di fede per la quale non siamo noi, ma è Dio che opera e vede. E qui è facile fare un confronto quasi diretto con la parabola del buon seminatore, che tutti certamente ricordiamo. Da quella parabola evocata da Gesù nei Vangeli, il seminatore appare come colui che è preoccupato soltanto di fare una cosa, quella di seminare. Lui è preoccupato solo di spargere il seme della parola di Dio dappertutto, su tutti i tipi di terreno evocati da Gesù in quel
passo evangelico, il resto è cosa di Dio. Ecco allora il giusto atteggiamento che possiamo recuperare dai nostri antenati nella fede. E dopo l'atteggiamento c'è anche il motivo, come vi dicevo. Rispetto a noi cristiani del XXI secolo, i nostri antenati della Chiesa nascente vivevano in una dimensione profondamente soprannaturale la loro vita e la loro missione. Non è un caso allora che il grande protagonista della loro vita risulta essere lo Spirito Santo, non solo il grande protagonista, ma potremmo dire anche il grande motore. E questo aspetto diventa allora motivo per noi di un'ulteriore riflessione. Chiediamoci, forse non dobbiamo anche noi oggi, proprio perché è urgente recuperare questa dimensione profondamente soprannaturale della vita cristiana che ci vede impegnati oggi come allora nella missione evangelica, forse non ci potrà aiutare dare meno spazio a organizzazioni e strutture che molto spesso, lo dobbiamo ammettere, rallentano l'azione pastorale nella Chiesa. A volte, quando esse diventano preponderanti, quando diventa preponderante la cosiddetta ingegneria pastorale, bene, tutto questo svuota la stessa pastorale per diventare appunto solo ingegneria umana, dove neppure Dio può più trovare spazio, ma solo l'uomo. Cerchiamo allora di fare più spazio a quella vita secondo lo Spirito, quella che conta veramente. Vivere con fede vera il primato di Dio, che poi vuol dire primato della preghiera, della contemplazione, della grazia. Per spiegare ulteriormente questa motivazione così importante, mi è venuta in mente una testimonianza che ho udito da un celebre prelato della Chiesa, oggi cardinale, che quando era un giovane prete, proprio come me ordinato da poco tempo, ebbe l'onore di incontrare Madre Teresa, oggi venerata in tutta la Chiesa come santa. E questo prelato così raccontò: lei, incontrandomi, mi strinse le mani e mi chiese: quante ore preghi al giorno? E lui rispose: beh, io rimasi un po' spiazzato sinceramente, così mi permisi di dire a Madre Teresa: vede madre, io dico la messa ogni giorno recito il breviario e ogni giorno anche recito con tanta devozione il Santo Rosario. E annotava questo prelato, rispondendo a Madre Teresa in questo modo, notavo che forse mi sembrava anche di fare tanto. E così lei mi disse: è troppo poco. Nell'amore non ci si può limitare al dovere. Nell'amore bisogna fare di più. Continuò Madre Teresa: fai un po' di adorazione ogni giorno. E aggiunse, disse il prelato, queste parole che mi fecero un po' di paura: altrimenti non pregi. E lui rispose a Madre Teresa: vede madre, io da lei mi aspettavo non tanto che mi chiedesse quanto preghi, ma che mi chiedesse quanta carità fai. Aggiunse il prelato: mi pare di vederla ancora guardarmi con quei suoi occhioni penetranti, e mi disse: e tu credi che io potrei andare dai poveri se Gesù non mi mettesse nel cuore il suo amore? Pregando, disse Madre Teresa, Gesù mi mette nel cuore il suo amore e io questo amore vado a portarlo ai poveri che incontro. Ricordati, aggiunse Madre Teresa al prelato, poi cardinale,
senza Dio siamo troppo poveri per aiutare i poveri. Tommaso è ancora una volta uno dei protagonisti del Vangelo di questo tempo di Pasqua e lo incontriamo oggi dialogare in modo particolare con il Signore Gesù nella lettura evangelica che abbiamo ascoltato. Tommaso in particolare chiede al Signore di sapere la meta del cammino che lui propone e Gesù invece risponde indicando un'altra cosa, indicando la via. Così il nostro modo di ragionare molto spesso ci spinge a intraprendere una determinata via solo dopo aver saputo la meta del proprio camminare. E questo è il tipico modo di ragionare umano che sta sotto le parole di Tommaso. Ma Gesù rovescia, sconvolge questo tipo di pensiero. Ciò che importa agli occhi del Signore non è la meta, ma la via. E questa via è Lui, è il Signore. Io sono la via, la verità e la vita, ci ha detto Gesù poco fa. Così in altre parole possiamo dire che come cristiani non dobbiamo tanto interrogarci sull'esito del nostro andare, quanto piuttosto impegnarci continuamente, essere attenti a vivere in profondità nella nostra vita la comunione di amore con il Signore. Detto con altre parole, l'impegno a curare ogni giorno la santità della nostra vita. Il resto, fratelli e sorelle, non potrà essere altro che una conseguenza di tutto ciò. Una notte di sudore sulla parte in mezzo al mare, e mentre il cielo si imbianca, tu guardi le quere vuote, ma la voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà, e sulle rive di ogni cuore le quere ti getterai. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per i beni nostri e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Padre misericordioso, l'offerta di questa tua famiglia, perché con la tua protezione custodisca i doni pasquali e giunga alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi,
e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo è Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi veramente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, il Vescovo Ovidio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di Claudio Zoccolà nell'anniversario della morte, di Tiziana, Andreina, Verino, dei nostri familiari, parenti, amici defunti, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. In noi tutti animi sei fatta, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe il suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donane unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Angelo di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale per coloro che non si accostano alla comunione sacramentale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, io ti amo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. O Signore, fa di me un tuo strumento, fa di me uno strumento della tua pace, dove odio che io porti l'amore, dove offesa che io porti il perdono, dove dubbio che io porti la fede, dove discordia che io porti l'unione, dove dolore che io porti verità, a chi dispera che io porti la speranza, dove dolore che io porti verità, a chi dispera che io porti la speranza. O Maestro, dammi tu cuore grande, che sia docciato già per il mondo, che sia dolce
Preghiamo. Proteggi, Signore, con paterna bontà il popolo che hai salvato con il sacrificio della croce e rendilo partecipe della gloria del Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera del Cardinale Perello, Arcivescovo di Esztergom, Budapest e Primate dell'Ungheria, per implorare la misericordia di Dio in questi tempi di epidemia. Signore Onnipotente, Dio dei nostri padri, ti ringraziamo per il mondo che hai creato, per rendere possibile la vita dell'umanità. Ti rendiamo grazie per tutta la ricchezza del creato e per le sue meravigliose leggi. Ti rendiamo grazie perché siamo sopravvissuti, nonostante ogni forza distruttrice, e siamo capaci di giungere a sempre nuove scoperte sul nostro monte e su noi stessi. Ti ringraziamo perché possiamo lottare sia individualmente sia in comunità per la nostra sopravvivenza e per rendere la nostra vita sempre più ricca e bella e piena di significato. Ma prima di tutto ti ringraziamo per averci chiamati alla vita eterna e perché con la morte e risurrezione redentrice di Cristo, nostro Signore, hai aperto per noi la via dell'eterna beatitudine. Quando ci colpiscono delle calamità naturali, contro le quali non riusciamo ancora a difenderci con le nostre sole forze, possiamo sperimentare che la nostra vita è sempre nelle tue mani. Ti supplichiamo umilmente di aiutare gli uomini della scienza a trovare il prima possibile l'antidoto alla presente epidemia. Dona a quanti guidano le nostre società l'accortezza di poter arginare con i provvedimenti adeguati la diffusione delle infezioni, di promuovere la prevenzione e la cura della malattia, nonché la predisposizione di strumenti efficaci per quanti ne hanno bisogno. Dona la tua misericordia e l'eterno riposo a quanti sono morti a causa della malattia. Dona la guarigione ai malati, dona forza e benedizione ai medici e al personale sanitario per il loro coraggioso impegno. Rafforza in noi la fede, la speranza e la carità, affinché possiamo sostenere con ogni aiuto spirituale e materiale i malati e i parenti che sono nell'angoscia o nel lutto. Fa che con i nostri comportamenti responsabili possiamo contribuire anche noi a prevenire la diffusione della malattia. Perdona, Signore, ogni nostro peccato, commesso in pensieri, parole, opere e omissioni. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Beatissima Vergine Maria, salute degli infermi, prega per noi. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate